Purtroppo il governo ha attivato una serie di iniziative che comportano lo smantellamento della vigilanza ambientale, fatto prima con la soppressione del Corpo Forestale dello Stato e adesso con la soppressione dei corpi provinciali di polizia. Noi vogliamo invece fare in modo da salvaguardare la professionalità di questi agenti e garantire il servizio che è qualcosa che va a beneficio dell'intera collettività. Quindi abbiamo presentato un progetto di legge che prevede la riattribuzione di competenze di caccia, pesca, agricoltura, ambiente alla Regione e il trattenimento delle risorse necessarie per poter garantire non solo gli stipendi per questo personale, ma per garantire anche la funzionalità di questo servizio di vigilanza ambientale che garantirà servizi di pubblica utilità. Abbiamo questo duplice problema: il primo di veder cessare un servizio di pubblica utilità, come abbiamo detto, e il secondo è il personale che attualmente è alle dipendenze delle province e che da ottobre in poi non troverà più risorse necessarie per garantire gli stipendi. Noi vogliamo fare in modo da agire presto e bene per fare in modo da poter cogliere entrambi i risultati: garantire un servizio al territorio e dare certezze a delle persone che hanno famiglia alla quale a dover garantire un'esistenza dignitosa e che non possono essere in balia dell'incertezza che è stata determinata da questa legge di riordino nazionale, che ha messo in confusione e ha creato solo disservizi a scapito del territorio e dei cittadini.